Get down, 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 down. 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 L'appuntamento è per il 23 luglio con il terzo Gran Premio della Garfagnana, organizzazione a cura del Cycling Team Livorno con la collaborazione della ASD Licagnana, un appuntamento importante riservato alla categoria juniores che ha portato il grande ciclismo in Garfagnana. Quest'oggi la serata di presentazione e di raccolta fondi per questa manifestazione organizzata ovviamente dal factotum della corsa, vale a dire Quinto Rocchiccioli, che anche quest'anno si è ritrovato con i suoi collaboratori più stretti, alcuni importanti ospiti, per celebrare il prossimo importante appuntamento del 23 luglio. Andiamo quindi ad ascoltare i contributi che abbiamo raccolto in questa serata. Primo Mori presente quest'oggi alla presentazione del Gran Premio della Garfagnana in ricordo di Younes Fatmi, un tuo atleta che nella prima edizione di questa corsa fu grande protagonista, vinse il Gran Premio della Montagna e che purtroppo è venuto a mancare a causa di una malattia che lo ha portato via in pochi giorni. Essere presenti quest'oggi significa ricordare la memoria di Younes e significa anche valorizzare un'organizzazione come questa che in un territorio difficile dal punto di vista altimetrico come la Garfagnana è riuscito a ricavare una corsa che ormai è diventata un appuntamento fisso. Ma sì, fa piacere ricordare il mio corridore che purtroppo è scomparso all'età di 17 anni per una brutta malattia e che qui ha vinto il Gran Premio della Montagna proprio all'inizio di questa gara. Io devo ringraziare Quinto, che è l'organizzatore, fa totem di questa manifestazione, che in 3 anni sta crescendo sempre, tutti gli anni migliori. Anche quest'anno qui noi saremo presenti con la squadra mia, con la New Project PT Shoes, con 13 ragazzi. Come ho detto avanti, speriamo di finalmente poter vincere anche qui in Garfagnana. Ecco, i primi anni, mi ricordo specialmente il primo anno, molti dicevano una gara in Garfagnana, sarà una gara per pochi, riservata solo agli scalatori, ma poi alla lunga è venuto fuori essere una gara aperta a tante soluzioni, insomma. Il profilo altimetrico non è semplice, sali scendi, non c'è pianura, però non è detto che sia solo per scalatori. Ma infatti questo è un percorso bellissimo, qui le montagne qui della Garfagnana. L'ultima salita non è da scalatori puri, insomma, passisti per scalatori, insomma, no? Infatti qui ha vinto anche qualche velocista, diciamo, no? Speriamo che quest'anno vinca uno scalatore che sia il mio corridore, insomma. Raimondo Strumsas tra gli amici del Gran Premio della Garfagnana, una terra questa ricca di grandi salite, ricca anche di un clima particolare mitigato dal mare, insomma in questa terra ci si può allenare e lo fanno in tanti professionisti nel territorio della Lucchesia d'estate, d'inverno, in qualsiasi situazione. Ci sono le salite giuste e in questo scenario si disputa una gara juniores. Questa terra è una terra che può dare molto al ciclismo. Certo, è una terra bellissima. Diciamo non solo la Garfagnana ma anche tutta la Toscana, Lucchesia dove sto io, le strade sono buone anche come da allenamento, ci sono diverse salite, sono salite lunghe, salite dure, salite ripide, per i professionisti, questi che vengono in Toscana secondo me è il terreno ideale da allenarsi e poi abbiamo anche una cucina mediterranea che per il ciclismo secondo me conta più che di allenamento perché mangiare bene, riposare nella nostra terra è importante. Senti, parlando durante la serata hai ricordato un aneddoto, quello del Giro d'Italia del 2000 che passava da queste terre con la vittoria di Casagrande alla Betone, lo scatto sul San Pellegrino in Alpe, una salita poco conosciuta forse negli ultimi anni, ma una salita che negli Appennini forse è la più dura che c'è. Sì, sicuramente è una salita ripidissima, soprattutto questi ultimi 3 chilometri e che anch'io sono venuto a allenarsi diverse volte quando avevo appuntamenti importanti per avere fondo e resistenza soprattutto su queste salite che rimane nelle gambe. La dinastia Rumsas non è arrivata alla fine, c'è l'ultimo piccoletto adesso che ha iniziato a correre. Certo, ho tutti 4 figlioli,
3 maschi e tutti e 3 che hanno praticato il ciclismo, questi grandi che adesso sono dilettanti. Spero che quest'anno farà ottimi risultati e sarà magari un lancio di passare al professionismo. È piccolo che ha iniziato questo anno, 13 anni, adesso esordiente di primo anno, con una squadra nostra di Lucca, si chiama Monte Carlo, e sono contentissimo a trovare questa famiglia di ciclismo che spero a lui piacerà. Stefano Manzani, presidente del Cycling Team Livorno, che assieme alla SD Silicagnana ha allestito negli ultimi anni questo Gran Premio della Garfagnana. Un gemellaggio mare e monti, potremmo dire, che ha portato il ciclismo in una terra splendida come la Garfagnana. Si può riscoprire tanto pedalando in queste zone e soprattutto lo si può fare in completa armonia con il territorio. Questo è un posto bellissimo non solo per il ciclismo, anche per tutto quello che questo territorio dà. Il ciclismo qui è di casa e noi siamo felici di poter dare una mano a Quinto a organizzare e a fare questa bellissima manifestazione che porta il nostro nome, diciamo, in un contesto fantastico di territorio. Voi sarete al via, no, è inutile dirlo questo, con ambizioni? Speriamo che i ragazzi si facciano onore, ancora siamo in una fase di preparazione, i ragazzi stanno lavorando duro, i direttori sportivi sono soddisfatti di quello che stanno facendo. Quest'anno riusciremo a schierare dei secondo anno su cui puntiamo per dei risultati che siano all'altezza delle aspettative, soprattutto di loro. Vogliamo che si facciano onore e che siano orgogliosi di vestire questa maglia e di fare questo sport. Ricordiamo, coprite praticamente a 360 gradi il ciclismo giovanile dilettantistico dai giovanissimi agli under 23. Esatto, partiamo dai giovanissimi che sono il nostro primo amore, siamo nati lì e poi col progetto che abbiamo messo in campo l'anno scorso di riunire varie società della nostra provincia, da quest'anno copriremo tutte le categorie. Faremo giovanissimi, esordienti, allievi, junior e avremo anche qualche under 23 che porterà in giro la nostra maglia. Fausto Terreni, direttore sportivo del Cycling Team Livorno, la formazione di juniores sarà al via del Gran Premio della Garfagnana, un percorso questo che sulla carta può sembrare riservato a pochi, agli scalatori, ma che poi nel corso degli anni si è dimostrato essere un percorso adatto un po' a tutti, basta ovviamente avere una buona lettura di corsa. Sì, abbiamo visto l'altro anno il tracciato del percorso, è impegnativo, ci vuole un atleta, non dico di rango, però che sia un po' completo su tutti i fronti. Noi quest'anno speriamo di poter fare buona figura anche per rappresentare la società di cui fa parte un nostro corridore. Tra l'altro veniamo da un giro la settimana prima, quindi siamo già abbastanza rodati. Spero che con quello, partecipando alla gara, facciamo un'ottima figura. Ecco, ormai hai anticipato quale giro farete la settimana prima? Sì, facciamo la 3 giorni aerobica a Bergamo e dopo, la settimana dopo, la domenica c'è la corsa qui a Silicagnana, quindi avendo già un giro alle spalle penso che i ragazzi che partecipano qui nella nostra società siano già preparati, buoni. Gino Massei è una delle memorie storiche del ciclismo livornese. E perché parliamo di ciclismo livornese in Garfagnana? Perché c'è un'amicizia tra Livorno e la Garfagnana, tra Livorno e Quinto e i suoi collaboratori, un'amicizia nata anni fa che ha portato questa bella corsa. Tutto è nato pochi anni fa e adesso sta continuando, un amore sbocciato subito. Eh sì, perché questa è la 4ª edizione che facciamo questa gara ciclistica della Garfagnana. Io sono onorato di questa soddisfazione che mi ha dato in questi anni e l'amicizia che porto con il popolo garfagnino è favoloso perché come ripeto tutti gli anni è un popolo veramente eccezionale. Questa è la 4ª edizione e sono veramente orgoglioso di essere adesso non più il presidente ma il presidente onorario. Mi hanno fatto questo grande onore di essere il presidente onorario.
Luigi Chicchi svolgerà il ruolo di direttore di corsa al Gran Premio della Garfagnana, terza edizione. È un percorso interessante, un percorso impegnativo, un percorso bello e quindi anche molto difficile da gestire perché per molti tratti si sviluppa in linea. Il traffico in questi casi aiuta perché è praticamente inesistente, però è un percorso su cui è piacevole lavorare. Sì, molto piacevole lavorare. C'è questo tratto di trasferimento fino giù a Castelnuovo, poi parte la corsa, facciamo il circuito giù di Gallicano, che sono strade bellissime, grandi, traffico è quello che c'è, poi estate fino verso le 5 la sera non troviamo mai tanto traffico. Poi torniamo su, facciamo tutta la vallata qua passando davanti a Silicagnana e poi scendiamo giù a Castelnuovo, ma è un bellissimo percorso. Poi c'è tanta protezione civile, qua la gente è molto, gli piace che ci sia la corsa. Ecco, un ringraziamento oltre ovviamente, come ha detto, alla protezione civile, alle polizie municipali dei comuni attraversati, va sicuramente ai tanti volontari che sono presenti ai bivi, agli incroci e che rendono possibile la sicurezza. Sì, senza di loro non sarebbe possibile fare le gare su strada. Io so che Quinto circa 100 persone ci sono per organizzare una gara così sugli incroci, tra polizia municipale, poi ho visto anche la forestale giù dove c'è la frana gli altri anni, è sempre stata una bellissima corsa. Alessandro Venelli, uno dei tanti volontari che rende possibile questa manifestazione, un gruppo di lavoro numeroso che tu assieme a Quinto riuscite a coordinare, un gruppo di persone che mette tanta passione in quello che fa e che grazie alla propria passione rende sicuro il percorso. Parole giuste, sì. Io opero su Castelnuovo Garfagnana assieme ai miei collaboratori, ai miei amici che sono fra l'altro anche ciclisti, non tutti ma quasi tutti. Copriamo dalla rotonda di Pontardeto fino alla rotonda delle Gallerie. Lo facciamo volentieri, ne siamo orgogliosi e continueremo a farlo. Quindi appuntamento al 23 di luglio? Sicuramente. Quinto Rocchiccioli, factotum del Gran Premio della Garfagnana, il prossimo 23 luglio sarà la terza edizione, un quarto anno, c'è questo aneddoto di grande ciclismo juniores sulle strade della Garfagnana. Penso che dopo 4 anni ti puoi ritenere innanzitutto perlomeno soddisfatto, la scommessa è stata vinta. Sì, sono contento, anzi siamo contenti perché non mi ci posso mettere io perché ho tutto chi mi aiuta. E la scommessa per ora si può ritenere vinta perché stiamo andando bene, via. Allora, questa corsa si regge su 2 colonne, tu sei il factotum, i tuoi collaboratori, ma hanno 2 colonne forti. Il Cycling Team Livorno, abbiamo ascoltato i loro rappresentanti, e la SD Silicagnana, con una sagra che ormai è conosciuta in tutta la Toscana. Sì, è la sagra dei Maccheroni, è arrivata alla 41esima edizione. E era meglio occasione che appoggiare una corsa in una manifestazione simile. Abbiamo ascoltato anche le parole del direttore di corsa, dei volontari, di tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. C'è bisogno di tanto impegno, però penso che puoi contare su un gruppo di collaboratori validi. Sì, infatti, se non ci fossero questi collaboratori sarebbe un disastro e allora c'è solo da ringraziarli perché stanno facendo un ottimo lavoro. Un ringraziamento particolare va anche agli sponsor, penso, e alle amministrazioni comunali che ti sono vicine. Sì, il ringraziamento non si finisce mai di farli e giustamente bisogna ringraziare tutti, anche chi al momento non viene in mente. Appuntamento al 23 luglio? Appuntamento al 23 luglio, numerosi. Pace
When everybody's stealing by dawn, I'll find you